Settima e conclusiva, confronto per 5-6 anni, non vincitori di 25.000 euro in carriera. Il Remo Light il netto favorito, macchina in movimento. All'1 è Vita Nobel, Andrea Farolfi, 2 Remo Light Roberto Vecchione, 3 Flick Up Alferm Mattia Spanò, 4 Fatih Dick Giovanni Pelonara, 5 Emily Matley VP dell'Annunziata, 6 Faser Hope Lorenzo Baldi, 7 Flema di Manuel Pistone, 8 Filippo il Grande Alberto Garrutto, 9 Vaiana Viva Jose Sagai, 10 Billy Ferro BR Antonio Di Nardo. Macchina che prende velocità. Partiti. Veloce e Remo Light che prende la testa nei confronti di Evita Nobel, poi all'esterno rimane Flick Up Al Ferm, quindi Fatih Dick, mentre sono sportellate nelle retrovie tra Flemma D e Filippo il Grande, quando i primi 200 metri di corsa se ne vanno in 14:3. Numero 7, Flame D, squalificato. Il Remo Light al comando, di fuori è rimasta Flick Up Al Ferm, poi alla corda Evita Nobel avanti ad Emily Matley, prova ad avanzare all'esterno Billy Ferro BR che va a fare la seconda pariglia esterna, scavalcando Fatih Dick, poi ancora Filippo il Grande e Vaiana Viva in coda. 600 metri iniziali del chiaro favorito in 43,9, sotto alle tribune continua in vantaggio, il Remo Light muove Billy Ferro BR che aggira Flick Up Al Ferm, cerca di venire a fare match. Il Remo al comando, Billy Ferro di fuori, poi ancora Evita Nobel ed Emily Matley, mentre cala Flick Up Al Ferm, lungo la corda guadagna posizioni Filippo il Grande, così come fa Vaiana Viva. Chilometro iniziale in 1:12:1 addirittura, tra il Remo Light e Billy Ferro BR che se le danno di santissima ragione. Crolla Evita Nobel girata da Emily Matley quando siamo all'imbocco dell'ultima curva, retta di là ancora in 14:1 e 26 3/4 di miglio, e il Remo Light è in vantaggio e Billy Ferro è al suo esterno, poi Emily Matley, mentre viene forte dal fondo Vaiana Viva. La retta d'arrivo per il Remo Light che è in vantaggio su Billy Ferro BR, e il Remo in vantaggio, ci prova Billy Ferro, di dentro Emily Matley, poi Vaiana Viva, è in vantaggio il Remo che si difende strenuamente, si allarga Billy Ferro, di dentro Emily Matley, arrivano così, e il Remo Light vince nei confronti di Billy Ferro e di Emily Matley 1:12:3. E il Remo Light, Roberto Vecchione e Paolo Romanelli, i colori della scuderia Limitless, successo in percorso di testa del figlio di Remo Gas che replica l'ultima bella prestazione di Padova. Vince in percorso di testa, sono arrivati tutti cotti, Billy Ferro si è allargato, Emily Matley ha continuato lì sul passo, avvicinata ma mai battuta da Filippo il Grande e Vaiana Viva, tutti vicini, tutti a fare grandi misure. E Remo Light però vince, se la merita tutta. Paolo Romanelli è l'allenatore per Roberto Vecchione in Saiki, Billy Ferro è secondo, Emily Matley terza.